Assessore, oggi avete spiegato quello che sarà il cantiere in via Cesare Battisti. Un commento, un po' qualche dettaglio su quello che verrà fatto? Beh, è un intervento che attendavamo da anni, è l'ingresso principale alla città, è un viale importante. I pini marittimi messi a dimora negli anni 30 ormai sono praticamente a fine vita, molti sono stati tagliati, molti sono in classe pre-abbattimento e sono assolutamente incompatibili con qualsiasi lavoro di riqualificazione e messa in sicurezza della strada. Per quello abbiamo, assieme al settore del verde, fatto delle analisi approfondite e precise per la scelta di nuove piante. Faremo una nuova alberata, rifaremo tutta la pavimentazione privilegiando i percorsi pedonali, le palificate sul Cantarane, faremo delle aiuole continue. Adesso gli alberi sono sacrificati circondati dall'asfalto, mentre faremo delle aiuole continue della larghezza minima di 1,70 m. Poi ci saranno le due piste ciclabili monodirezionali per senso di marcia della larghezza di 1,50 m ciascuna, di colore rosso stampato o comunque colore diverso per dare una diversa percezione della mobilità lenta. La corsia centrale dedicata alle auto di 3,50 m, i parcheggi rimarranno della larghezza di 2 metri, dall'altra parte l'altro filare sempre una aiuola di una larghezza di 1,70 m, la pista ciclabile 1,50 m che ho detto, e poi il percorso pedonale sempre minimo 1,70 m.